Situata nel centro storico del capoluogo, la cattedrale di San Pietro Apostolo rappresenta il cuore della diocesi di Treviso. L'attuale fisionomia dell'edificio sacro è dovuta ai ripetuti interventi di ammodernamento che si sono susseguiti nel corso dei secoli e che testimoniano il continuo dialogo fra Chiesa e arte, intesa come incarnazione della fede e della sensibilità religiosa popolare. Risale al 969 il primo documento attestante la presenza a Treviso di una chiesa in onore Beati Petri Apostolorum Principis edificata. Nel 1755 venne dato incarico a Giordano Riccati di rivedere il corpo della chiesa in modo da armonizzarlo con lo stile delle cappelle absidali, dotandolo anche di cupole centrali. Vennero mantenute le cappelle del Santissimo Sacramento e dell'Annunciazione, oltre alla cripta romanica. Il completamento della facciata, progettata dall'architetto Francesco Bomben in stile neoclassico, con sontuosa gradinata e prona o con maestose colonne ioniche, risale al 1845. Infine, nel 2000, è stato realizzato l'adeguamento liturgico della zona presbiteriale, dove l'altare della celebrazione è composto dall'elaborato sarcofago del Beato Enrico da Bolzano, commissionato e pagato dal comune trevigiano nel 1315. Oggi il corpo del Beato è collocato in un altare laterale. Varcare le porte della cattedrale offre al visitatore non solo un'occasione di raccoglimento e preghiera, ma anche un promettente itinerario storico-artistico alla scoperta della fede in terra trevigiana. Il Cristo Redentore troneggia dalla lunetta del portale romanico, ricomposto nel 2005, presso la parete di controfacciata. Una piccola scala marmorea conduce alla cripta romanica, probabilmente già realizzata nel 1030. Come radici dalle quali una pianta attinge gli elementi vitali, così appaiono le 60 colonne marmoree che sorreggono le volte della cripta, luogo ove si conservano entro un'arca le reliquie del santo patrono cittadino, liberale. Splendide pale d'altare di Paris Bordon, Pomponio Amalteo e Domenico Capriolo, conservate nel vestibolo della Cappella dell'Annunciazione, detta anche del Malchiostro dal nome del canonico che la fece costruire, precedono un capolavoro assoluto, la Pala dell'Annunciazione, opera di Tiziano Vecellio del 1520. La cappella è arricchita da splendidi affreschi realizzati dal Pordenone nel 1520 e da Pomponio Amalteo sul tema dell'Incarnazione. Anche nel vestibolo della Cappella del Santissimo Sacramento sono conservate opere di notevole pregio artistico, fra cui spiccano quelle di Ludovico Pozzoserrato e Francesco Bassano. Elegante ed armonico è il complesso dei rivestimenti marmorei e delle sculture realizzate da Giovanni Battista e Lorenzo Bregno per la cappella. La cattedrale non finisce di sorprendere per ricchezza artistica. Basti pensare agli interessanti affreschi di Ludovico Seitz del 1888 posti nel presbiterio, raffiguranti le 4 figure di santità più importanti per la città di Treviso, oltre alla recentissima pala che rappresenta il pane della carità, dipinta da Safet Zek nel 2019 per l'altare dedicato ai santi della chiesa trevigiana tra 800 e 900. Infine anche i musicofili non potranno di certo rimanere indifferenti di fronte al superbo organo Kunradeschi, realizzato in occasione del Giubileo del 2000, che occupa la cappella mediana della navata nord.